La nave Mediterranea può tornare a navigare in mare. L'esito dell'udienza è stato clamoroso. La giudice Federica Manuela Lipari ha accolto il ricorso cautelare e ha deciso la sospensione della detenzione della nave, bloccata dal fermo amministrativo per effetto del decreto Piantedosi. Il Tribunale di Trapani, in attesa di pronunciarsi sul merito complessivo della vicenda, intanto ha censurato una presunta illegittimità del provvedimento del Ministero dell'Interno sotto il profilo della quantificazione della sanzione. Di fatto, la nave veneziana e veneta Mediterranea può tornare in mare a navigare per portare aiuto ai migranti. A capo della spedizione ci sono il veneziano Beppe Caccia e il mestrino Luca Casarini. Quando il 23 agosto abbiamo rifiutato il porto lontano di Genova e abbiamo invece deciso di far rotta con la nostra nave sul più vicino porto di Trapani, abbiamo fatto bene e quindi il fermo amministrativo, la detenzione di 2 mesi della nave Mediterranea è stata sospesa. Il Tribunale di Trapani si è così pronunciato in merito al ricorso presentato dal comandante e armatore della nave contro le pesanti sanzioni inflitti, 60 giorni di fermo amministrativo e 10.000 euro di multa comminati dal Ministero dell'Interno dopo la scelta dello scorso 23 agosto di rifiutare il lontano porto di Genova e fare invece rotta su quello di Trapani per poter sbarcare le 10 persone soccorse al largo della Libia. Nel drammatico caso del 21 agosto il blocco della nave è sospeso. Potremo finalmente tornare presto in missione in mare nel Mediterraneo centrale a soccorrere vite.